Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Ma che viaggi ti fai? E oggi ci troviamo in Veneto, precisamente a Monselice, e stiamo per affrontare il sentiero Monte Ricco e Monte Castello, che è il sentiero numero 6 dei Colli Euganei. Fa già caldo, avevano messo pioggia ma c'è un caldo da matti e niente, inizia subito con una bella tiratina. Che ne dici, hai caldo Giada? Un pochino. È un pochino caldo. Abbiamo parcheggiato la macchina dietro alla stazione dei treni di Monselice e poi abbiamo preso via Monte Ricco. La salita è dura, ma quando arrivi in cima il panorama è fantastico. Ecco, siamo arrivati al primo bivio, noi prenderemo per Casarossa, il sentiero comunque numero 6. Siamo arrivati alla Casarossa, qua abbiamo una tabella informativa. Possiamo andare giù di lì. Ragazzi, qua siamo all'eremo di Santa Domenica, è proprio qui alle mie spalle e questo è tutto il parco che gira intorno. Veramente un luogo meraviglioso e panoramico. Stiamo ritornando al punto di partenza, però invece di seguire la strada andremo giù a destra nel sentiero qui alla Croce. Abbiamo trovato una scalinata con dei vasi un po'. Siamo in direzione Monte Castello per questo sentierino in discesa. Qui arriviamo a un altro bivio, siamo al quadrivio di Monte Castello, 214 metri, e per Monte Castello a sinistra. Ecco, abbiamo conquistato anche Monte Castello. Ci sono due panchine, Monte Castello, ma qua di Castello manco l'ombra. Ritorniamo giù alla macchina, al parcheggio, passando di nuovo dalla Casa Rossa e ritorniamo giù per via Monte Ricco.
Abbiamo trovato anche questa piuma qua. Voi sapete di quale animale è? Una civetta forse, un gufo. Voi che dite? Siamo arrivati di nuovo alla Casa Rossa che avevamo visto in precedenza. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Siamo tornati alla macchina con questo bel regalo, una piuma di civetta. Sì. Molto carina. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, mettete il like e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima. Ciao.